Salvadori Mezzaberra, Zappadori, coniugato con Maria Antonia Incripida, si presenta dal giudice Pichidinu per lamentare le sue inadempienze coniugali. Il mio giudice primette a due barari in accuso. E voi stesso per aiuto, devi darmi la sentenza. Beh, tu mio, oggi pazienza. Oggi ho troppo che fa e te ne puoi durare. Se no, oggi un'altra volta. Ma è cosa che mi importa gli affari che ritratto. E che soffre un maltratto, a soccorri all'ulamento. Vieni in occhi, avanza dentro e dimmi la ragione. La carrazza di Bassoni si è stato aggraviato? E io so che io vado era zecca di 30 anni. E a giallo che siamo manna, avanzando in famiglia. Me moglie del Riviglia si volta contro di me. Prima mi pure avere, non aveva l'intelletto. Avevamo anche il ruletto, si mostra a gara perfetta. E allora di raghetta si mostra come una iatta. A Baidia come introdutta che il povero marito. A Iami il gozzo è finito e consulta in Tugnaroco. Non facciamo mai fuoco quando rientro la sera. Che finza di dire la carriera, dazzi una mera ragione. Perché il gozzo mingoni deve avere un fuoco fatto. È un poco di ricatto come te fa per rivisare. Però è da chi da dare che non mi gozzi niente. E se mi buniamente zrazzaccava in prigione. Chi era mia ragione? Chi la giudicazione io non posso da tira, però devi arricannire per vedere chi da ettari. Così a faccia di Bari avremmo a decidere se la ragione è così, noi la cascaghiamo. E dunque quando torremo, e che riportami dazzi. Non avremo mai bazzi da oggi a Chissara. L'udi auro e l'ora amara, state sempre in bocca a noi. Vai e torna quando vuoi, però tutti e due impari. Domani è di fai Bari. Potete tornare la sera e vado a fare la maniera di poter stare in pazzi e Luca così dazzi a cavarà qui parlando. E dunque raccomando, tendi a conto e addio, non mi importa dell'invio di questa buzzosa azzurrata. Candeda sarà maltrattata, sarà ottimo trattato. Salvadori, caricato dalle parole avute con il giudice, si reca a casa per convincere la moglie ad andare in tribunale insieme a lui. A lo sai che sono andato a farmi l'udienza. Il suo viaggio in cremenza mi fazzeranno di te. Se sai pretende a me già vanno di sanità, non va a cudare giù mai nel luogo che tu vuoi. E di eliminarsi due, io proprio me ne rigo. E tanto che si ridico che l'aveva dato mare. Che il suo viaggio mi pare che ti pigliano i burizzi. E Salvatore, dopo la reazione della moglie, si reca da solo dal giudice. Buonasera al mio giudice, a Iallo che giunto sogo. La risposta che ridogo mi pare che Marisonia, mica che Maria Antonia, ma ramenti zazzarà. E il giudice, rivolgendosi all'usciere: Ignò Ispano, venite qua, camminate, fate presto, andate in casa di questo, che l'affare si decide, col giudice che provvide quando l'avremo a sentire. Fatemi tosto venire a Maria Antonia Incripida. Ma io voglio una guida, non so manco dove andare, che mi possa indirizzare la strinta poco appresso, perché io in casa di esso non ci sono andato mai. A Carruggeta avvisai, verso l'infermeria. In chi mi ingrozzi di via, fare a dritta a mano manca. Milla che io ci bianca per asciuttinire del rumassa. E l'usciere Ignospano si reca a casa di Maria Antonia Incripida e grida: Ora padrona di casa, anzi sì, e onde sei andata? A io che t'ha zittato un giudice Pichidinu. Anche ti veganicino, cani macco imbriagoni, beh dentro da di ragioni. Così fa in ogni rogo, anche ti godi a ruvogo, non è meglio trattare. Non prosegui a favidà, sino subito dal retro. In monta de fa presto o forse farà giù. I barra e non sa mudo, dire ragione come intanda. Fa veda, diga ti manda, non si tanto attraucado. Lo giudice t'ha zittato, il stupida non intendi no. Vera battia si intendi, Salvatore Mezzaberra. Male che rubonghi in terra, faccia di gana tappato, adunque già mazzittato. Caglia non di chi più, chi prima d'arrivi tu si sarà giù chi dà. E Maria Antonia, inviperita per quanto riferito dall'usciere Ignospano, si reca di corsa dal giudice Pichidino. E a chi mi va a zazzavi sai di tantaienti? D'ogni marito prudenti tratta così la moglie. Non mi infaddo di rizeri, abbastanza me ne hai fatto. Non mi gozzi ma ricatto e ne fogacciappo mai. Sogo gribeni di veri, a Baidia che moglieri c'è femmina di bruffetto, che in tanti ruletto mi negano matrimonio. A chi mi pare un demonio che sul tempo che sei in casa,
a chi ni boccio ni pasia, che barria duga in anni. Non si ruvigiuri a ribanni, che una eno di natura. Canco di vecchia ni cura gani macca imbrigliata, a baita che fa vidata se ne lo giudizi in faccia. Che poco usare l'estro di paccia, dice lo dice antico, a 3 mesi di castigo devo di fare la sentenza. Bedda mia, oggi pazienza, devi entrare in prigione. E cosa era me ragioni, ero va vedo in cara. Se oso gudanto mare dedo tanto buon cuore, si piglia i suoi figliori ed io abbandami gioco. Fa vedere a poco, Luca già o barà. Già mi so che pricà magari chi sia zappatori. Curi bizzini minori, non posso andare in campagna. Cavi a niri la magagna che sta a capo d'antenna e mantenga la condanna. E cosa migno giudizi? La verità è di Dio. Chi suo marito gaggioeo non mi può fidare più. Abbascia la fanfarronia. Chi è altro poi di tu, cagliate non dico più e ripeta che ti governa. Ora faccio la condanna e sono a tutti propizio. E di questo mio giudizio ne resta una meraviglia. O state in pace in famiglia o ponga tutti in prigione. Buonanotte dei padroni.